Il lavoro che abbiamo realizzato si basa sostanzialmente su degli scatti Polaroid. Queste Polaroid sono dei time machine, rappresentano sostanzialmente la scelta di fotografare delle messe in sicurezza degli edifici danneggiati dal terremoto, ma senza parlare di quell'evento, semplicemente rivisitando questi luoghi come se fossero degli luoghi dell'immaginario televisivo, dell'immaginario filmico. Non è stato mutato nulla, cioè tutto quello che vedete nelle immagini fotografiche è locale, semplicemente degli imbianchini sopra un ponteggio, se colti da un certo punto di vista sembrano degli alieni o delle figure stranianti rispetto con l'ambiente. Questo concetto è ripetuto negli altri luoghi, quindi a Moglia non è un set costruito per sembrare il Far West, ma è un taglio fotografico che in quel preciso istante fa sembrare quel luogo simile a uno scenario degli spaghetti western. Ho sostituito la parete del museo con gli spettatori stessi della mostra, che diventano i sostenitori di questi lavori. In questo modo credo di mangiarmi, tra virgolette, lo spazio attorno e di concentrare l'attenzione sull'immagine fotografica. Questo sarebbe lo scopo, poi vediamo. Sergio ha fatto un lavoro in realtà lunghissimo, oggi qua vediamo una mostra che è il risultato di questo lavoro di mesi e mesi. Fondamentalmente è stato in residenza nell'Oltrepò per diverso tempo, era rimasto particolarmente affascinato dall'idea di struttura di sostegno che le case avevano dopo il terremoto, di messa in sicurezza, e ha deciso di lavorare con molta delicatezza su questo tema, con molta sensibilità anche, e ha fatto questo set immaginario di macchine del tempo che in un certo senso dà un altro significato. Oggi qui vediamo appunto il risultato, che sono queste Polaroid che ha scattato in queste sorte di set fotografici ricostruiti, che poi set non sono, perché sono comunque tutti fatti con persone del posto, con elementi del posto, con materiali, scenografie, tutti ricavati da un lavoro sul luogo, sul territorio. Quindi oggi vediamo in un certo senso i risultati di questo lavoro di mesi dell'artista sul territorio dell'Oltrepò mantovano.